Due aggressioni nei due carceri di Padova ad agenti di polizia penitenziaria. Lo denuncia il SAPPE per voce del suo segretario Giovanni Vona. Due i casi appunto. Il primo nella casa circondariale, mentre i detenuti stavano tornando nelle proprie sezioni, uno di loro si è intruffolato in un'altra. Richiamato da un agente, lo ha violentemente aggredito sbattendogli la testa contro il muro. Il poliziotto ha dovuto essere portato al pronto soccorso. Il responsabile di questa violenza è noto per le sue intemperanze ed è stato più volte spostato nelle carceri venete. La seconda aggressione nella casa di reclusione, quasi fotocopia della prima. Anche qui il detenuto violento è noto per le sue aggressioni. L'uomo ha opposto resistenza, chiudendo il cancello del reparto con l'ispettore di polizia al suo interno. Per cercare di far uscire la gente ne è nata una colluttazione con il detenuto e anche qui gli agenti hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il SAPPE, il sindacato di categoria, sottolinea che la situazione nelle carceri è in costante emergenza. Vanno riaperti alcuni penitenziari come l'Asinara e Pianosa per far scontare la pena a quei detenuti che si rendono colpevoli di violenze mentre sono in cella, propone il sindacato, oltre a espellere i detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane per fargli scontare la loro pena nei paesi d'origine.